Gianmarco Tamberi, l'atleta delle Fiamme Oro di Padova, è campione mondiale nel salto in alto ai mondiali di Budapest in Ungheria, una vittoria che mancava al palmarès del campione marchigiano che nella sua carriera è stato campione europeo e medaglia d'oro alle Olimpiadi. Una vittoria netta con un salto di 2,36 m davanti all'americano Harrison e al qatariota Barshim che con lui aveva vinto l'oro a Tokyo. Gianmarco Tamberi in qualificazione ci ha fatto tremare, ma noi sappiamo che poi al momento giusto sa sempre essere l'atleta che tutti conosciamo, un vincente. In effetti, quando poi a 2,36 m si è trovato il match ball per poter vincere la gara, ha superato la misura alla prima prova e ha annientato la resistenza degli avversari. Una vittoria strameritata che ha fatto sì che Gianmarco Tamberi, dopo aver vinto il titolo olimpico, il titolo europeo indoor e all'aperto, il titolo mondiale indoor, si è potuto portare a casa anche questo grande e straordinario alloro mondiale. Gli atleti delle Fiamme Oro padovane in gara a Budapest sono molti, occhi puntati su Elisa Molinarolo, saltatrice con l'asta veronese, e poi campioni di Tokyo in cerca di nuove imprese. Ci sono poi anche altri atleti, ovviamente, c'è Massimo Stano che avrà tanta voglia di rifarsi dopo il ritiro sulla 20 km di marcia, per lui la 35 km di marcia. Marcel Jacobs che speriamo possa guidare come a Tokyo la staffetta 4% verso una buona medaglia, poi vedremo se sarà possibile questa cosa, e Ayomide Folorusso che farà i 400 ostacoli.